Venerdì 7 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gaiano. Argomenti di oggi: si vota per le europee sabato e domenica, cioè domani e domenica, ma si vota anche per 37 comuni siciliani, compresa Caltanissetta. I diritti calpestati in tempo di guerra, in modo particolare c'è un convegno a Siracusa, e poi ancora domenica un grande raduno dei viticoltori dell'Etna, anche se il loro slogan è piccolo e bello, il contrario. Ma adesso l'attualità: lo stupro di gruppo al Foro Italico, depositate le motivazioni. Secondo i giudici, uno degli autori, già condannato per questo stupro a 8 anni e 8 mesi, era compiaciuto del gesto violento, pronto a colpevolizzare la vittima, quindi senza senso di umanità e con allarmante brutalità, ha detto il GUP di Palermo, con cui ha motivato questa condanna a 8 anni e 8 mesi. Vediamo. Ha perso i sensi più volte durante lo stupro di gruppo la 17enne, vittima dell'aggressione sessuale da parte di 7 giovani a luglio dello scorso anno in un cantiere del Foro Italico di Palermo. Dettagli che emergono dalle motivazioni della sentenza di condanna a 8 anni e 8 mesi dell'unico minorenne del gruppo di aggressori all'epoca dei fatti, processato a parte dal Tribunale dei minorenni, nonostante nel frattempo abbia compiuto 18 anni. Il giovane resta fino ad ora l'unico condannato, gli altri 6 coimputati sono attualmente sotto processo davanti al tribunale ordinario. Una sentenza pesante alla luce dell'atteggiamento del ragazzo. Il tribunale non ha creduto al suo generico pentimento, al contrario, secondo la sentenza, il giovane avrebbe espresso chiaramente la soddisfazione per lo stupro e l'insensibilità di fronte ai gravi danni arrecati alla ragazza. Il compiacimento per l'azione compiuta risaltano con evidenza tale da non esigere esplicazione alcuna né commento, scrivono i giudici, disegnando una personalità incapace di empatia. Una condizione aggravata da un allarmante contezza della materialità del fatto e della intensità del dolo dell'imputato, scrivono ancora i giudici, considerando la condotta del ragazzo perfettamente consapevole. Il giovane, secondo i magistrati, sarebbe stato indifferente rispetto al dramma della vittima, mentre i processi di rispecchiamento ed empatia sono risultati limitati ai propri affetti, dice ancora la sentenza. Piena, infine, secondo il collegio, l'attendibilità della vittima. Il giallo onorato a Palermo, spostamenti social e telefonate al vaglio degli investigatori per risalire alle cause della morte dell'imprenditore palermitano. Si svolgono analisi tecniche anche sul cellulare della vittima. I familiari dicono: non abbiamo nessun contrasto con la magistratura, puntiamo alla verità qualunque sia. Vediamo. Si arricchisce di mistero invece di districarsi la matassa intorno alla morte dell'imprenditore Angelo Onorato. È il giorno dei rilievi tecnico-scientifici sul telefonino della vittima, rilievi che verranno eseguiti nel laboratorio centrale della Polizia Scientifica a Roma. Sembra infatti che dal cellulare siano state cancellate alcune cose, alcuni file. La famiglia sta collaborando alle indagini in maniera propositiva e ha fornito agli agenti della squadra mobile i dati per accedere al dispositivo. Intanto sono stati eseguiti anche i rilievi sulle impronte trovate sull'auto e sui vestiti dell'imprenditore. Per averne l'esito bisognerà attendere qualche giorno. Per la famiglia l'omicidio resta la pista principale da battere, ma gli inquirenti non credono al delitto e sono sempre più convinti che l'uomo si sia tolto volontariamente la vita. Secondo la moglie, l'europarlamentare DC Francesca Donato, appare però inspiegabile il cambiamento repentino dell'uomo avvenuto fra la festa al circolo del tennis la sera prima, durante la quale Angelo Onorato si è mostrato allegro e pieno di vita, e quanto accaduto poche ore dopo, la mattina di sabato, quando si sarebbe tolto la vita. È qui che si fa strada l'ipotesi dell'istigazione al suicidio. Dall'analisi del cellulare gli inquirenti attendono nuove risposte alle tante domande, fra cui proprio chi ha cancellato quei file dal telefono, se insomma sia stata la stessa vittima o se ci sia stato un intervento esterno. Intanto la famiglia, per bocca dell'avvocato Vincenzo Lorre, torna a chiedere di limitare i voti pindarici e smentisce che esista una spaccatura, uno scontro fra la famiglia, appunto, e gli inquirenti. Ci trasferiamo a Catania. I progetti di rilancio di Librino finiscono in un binario morto: piste ciclabili utilizzate da auto e motorini, vialetti al buio e incuria. La denuncia dei residenti: qui non si è mai visto un vigile urbano. Noi vediamo qui anche una bellissima pista ciclabile.
Nelle piste ciclabili non ci sono biciclette, ma ci sono motorini, ci sono auto. Noi siamo città, apparteniamo alla città di Catania, però non c'è un luogo dove ci sono i vigili urbani, e neanche nei giorni dove c'è più frequenza, ad esempio nel Wave Park, dove ci sono più ragazzi. Non è mai venuto un vigile urbano a Librino. Nessuna bici a Librino, il mega quartiere di Catania con 70.000 abitanti. A collegare i grandi viali ci sono però 14 chilometri di sentieri, le spine verdi, percorribili in teoria a piedi o in bici, ultimati dopo 40 anni di lavoro, costo 24 milioni di euro. Percorsi che restano nell'abbandono con erbacce e spazzatura e non tutti ancora illuminati. E i ragazzi possono giocare solo quando c'è il sole, poi al buio non possono giocare più. Le spine verdi servivano proprio per far vivere il quartiere ai residenti che potevano muoversi a piedi. Voi però non vi arrendete, proponete dei trekking urbani addirittura. Sì, per far ritornare le persone a camminare e a far capire che comunque il quartiere, anche se è in questo stato, può essere fruito, anzi se partecipano a queste iniziative magari possiamo spingere di più le amministrazioni o chi di competenza a mantenere meglio le strutture che abbiamo. Librino racconta la difficoltà dei quartieri definiti periferie, ma non lontani dalle criticità del centro città. È il momento della rassegna stampa, diamo la parola a Angelo Gagliano. Bene, allora stamattina cominciamo con il Giornale di Sicilia, la prima pagina del Giornale di Sicilia. Vediamo subito il titolo principale: europee con vista sulla Sicilia, dalle leadership nelle due coalizioni all'interno dei singoli partiti, al rimpasto nel governo regionale in vista del voto del 2027. In palio non c'è solamente un posto a Bruxelles, quindi insomma c'è tanto di cui si dibatte in questi giorni. Le urne, lo ricordiamo, saranno aperte alle 15 di domani sino alle 23, e poi domenica 8 i seggi che saranno assegnati nella circoscrizione Isole, in cui c'è anche la Sardegna. Ricordiamo che ne parleremo con un po' più di approfondimenti alle 8:30. Ma c'è di più, perché si svolgeranno anche delle amministrative in Sicilia. 37 sono i comuni, ne parleremo per l'appunto fra poco. Intanto abbiamo prima sentito, ne abbiamo parlato, il giallo della morte dell'imprenditore palermitano Onorato, file cancellati, una super perizia a Roma, dal cellulare e anche dal tablet sarebbero stati eliminati audio e video fino a poco prima della morte. Ricerche informatiche adesso che si svolgono nella capitale, al vaglio degli esperti anche l'auto e gli spostamenti registrati dal GPS dell'automobile. E ancora notizie che chiaramente faranno rasserenare un po', diciamo, tutti noi contribuenti, tutti noi, diciamo, tutti coloro che hanno un mutuo. Calo dello 0,25 del costo del denaro, la BCE ha tagliato i tassi dopo quasi 2 anni. L'inflazione è diminuita, il ciclo di rialzi era iniziato a luglio del 2022. E poi ancora ieri il D-Day, 80 anni fa, Normandia, i grandi ricordano lo sbarco, la mossa decisa contro Hitler per l'Italia, Mattarella, applausi per Zelensky che ha partecipato per l'appunto alle celebrazioni. Attenzione poi a cani cattivi, questa è una cosa curiosa, invia le foto dell'amante ottantenne, è stato condannato, dovrà pure risarcire la donna, una quarantenne, e il marito tradito, una storia diciamo particolare. E poi c'è l'emergenza rifiuti da non trascurare sempre a Palermo, perché la RAP prepara 106 assunzioni, c'è la frenata però del comune, raccolta in tilt ma pesa il buco di bilancio della società. Situazione davvero complicata da questo punto di vista, ne abbiamo parlato prima, la sentenza dello stupro del gruppo del Foro Italico, il GUP, il minorenne fu brutale, le motivazioni della condanna 8 anni e 8 mesi per il giovane. Tanta cronaca stamattina, tante notizie anche sul Giornale di Sicilia, che poi ha un richiamo intanto in prima pagina su quanto accade in Medio Oriente, bombe su una scuola dell'ONU per i rifugiati palestinesi, Tel Aviv era una base di Hamas. E ancora invece c'è una notizia che riguarda il Palermo in particolare, Dionisi nuovo allenatore, c'è adesso l'attesa per l'annuncio ufficiale per il nuovo tecnico rosanero. Adesso siamo alla Sicilia di Catania.
la prima pagina con, vedete, la notizia anche qui rilevante: la BCE taglia i tassi, famiglie e imprese possono respirare. Perché? Perché i mutui fino a 40 euro al mese di risparmio in meno, quindi è una cosa importante, ma la strada è ancora comunque accidentata. E Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, dice insomma, meno male, era ora a questo punto. Il raid israeliano a Gaza, un massacro nella scuola, morti almeno 40 rifugiati. Sono sempre storie drammatiche quello che raccontiamo la mattina sulle pagine, dai quotidiani delle pagine nazionali e anche regionali. Adesso vedete, sempre per restare sulla Sicilia, c'è la prima con la fotonotizia Gulp. Nei giorni di Etna Comics alle Ciminiere, la festa per i 90 anni di Paperino, ne abbiamo parlato a lungo ieri. Sulla copertina di Topolino c'è Catania, che si vede l'Etna dietro. è carino davvero questa immagine. Ancora sempre dalla prima pagina della Sicilia, un richiamo allo sport, al tennis stavolta, perché il nostro tennis sta vivendo un momento davvero magico. Non c'è solo Sinner, che adesso è il numero 1 comunque al mondo, la Paolini e il doppio maschile vanno in finale al Roland Garros, e quindi è davvero un momento magico. Oggi intanto Sinner sfiderà Alcaraz, che è un altro dei giovani emergenti del tennis mondiale. Pagine interne, adesso leggiamo qualcosa in più di questa sentenza, delle motivazioni della sentenza per lo stupro avvenuto al Foro Italico a Palermo. Il 17enne dello stupro di Palermo consapevole eppure compiaciuto. Le motivazioni della condanna: 8 anni e 8 mesi dell'unico minorenne del branco, e sono parole davvero pesanti quelle che vengono utilizzate dal GUP. Siamo adesso alla città di Catania. Il consiglio tra stallo e polemiche, 2 le sedute saltate in settimana. Oggi una riunione dei capigruppi presieduta da Anastasi. A tenere banco è il bando di concorso per la polizia municipale, la polizia locale. Il PD, tempistiche inopportune, Trantino, nessuna combin e una svolta epocale. Quindi ci sono discussioni sui tempi che hanno portato a bandire questi bandi. Tiene banco il Consiglio Comunale. La questione proprio dei bandi è, a detta dell'opposizione, pubblicati con una tempistica inopportuna, viste le imminenti elezioni europee. Uno su tutti, quello sulla copertura di 80 unità di agenti di polizia locale a 30 ore a tempo indeterminato e 28 di istruttore tecnico. Magari ne parleremo oggi con il sindaco, durante l'appuntamento con il sindaco su Telecolor alle 14:30. Una notizia di cronaca di cui ci sono occupati comunque anche nei telegiornali di ieri sera. Volo di 5 metri dalla scogliera, c'è un ragazzino di 16 anni che è grave. Il ragazzo si trovava vicino a Lido Bellatrix, festeggiava la fine dell'anno scolastico con gli amici e c'è stato questo, diciamo, epilogo certamente non esattamente gradevole, anzi spiacevolissimo per lui. Speriamo che si possa riprendere. Le sue condizioni fortunatamente non sembrano essere così gravi, così come sembravano in un primo momento. Adesso andiamo a parlare di turismo. C'è un maggio con il botto. Parliamo di Taormina. Davvero numeri importanti, 90% dei posti letto occupati dagli stranieri. Soddisfatto Schluler, presidente degli albergatori: in estate potremmo battere il record di presenza del 2023, e quindi insomma si profilano, abbiamo già detto, ci siamo occupati proprio di turismo, di boom in Sicilia nei giorni scorsi nel telegiornale. E poi ancora Taormina, al Teatro Antico, ordinanza del comandante della polizia locale: dalle 18 all'1 di notte vietata la vendita di bevande alcoliche, quindi c'è una stretta anche da questo punto di vista. Auguri speciali stamattina perché Pippo Baudo, il re della TV, compie auguri. 88 anni, da Canzonissima a Fantastico ai 13 Sanremo. Oggi l'omaggio di Rai Storia, che ripercorre mezzo secolo di carriera del Pippo nazionale. E ancora adesso andiamo alla Repubblica, edizione di Palermo. I costruttori sono in allarme. Perché? Perché mancano gli operai e i cantieri si fermano. Quindi non solo non c'è il lavoro, non solo siamo in difficoltà, non solo ci sono problemi per aprire cantieri, ma poi quando i cantieri si aprono in Sicilia non ci sono gli operai. In Sicilia i cantieri sono fermi o procedono a rilento perché
Nell'edilizia mancano 15.000 operai, il rischio di dover restituire 3,5 miliardi stanziati con il PNRR per le ferrovie, Ma per la non è ristrutturazione possibile. degli ospedali, per la creazione di case comunità, per edilizia scolastica. È davvero un dramma da questo punto di vista. Poi ancora la sentenza, siamo alla sentenza per lo stupro del Foro Italico, nessun rimorso per lo stupro, ecco perché il perché della condanna di questo minorenne. E poi migrazione, tutti dicono Europa ma un muro divide destra e sinistra. Sono le vicende che riguardano proprio l'organizzazione, come, come affrontare il problema dei migranti. E vedete qui minore condannato per lo stupro del branco, finti i sensi di colpa, secondo la giudice che gli ha inflitto 8 anni e 8 mesi di reclusione, il giovane ha pensato solo a salvare se stesso. Questo è il riassunto di queste motivazioni. L'imputato si è mostrato indifferente rispetto al dramma della vittima. Pagine ancora interne di Repubblica Palermo. Vedete qui l'allarme dei costruttori, mancano 15.000 operai, i cantieri sono a rallentatore e a rischio, come dicevamo, ci sono 3 miliardi e mezzo stanziati per i fondi del PNRR, un accordo per formare migranti nei centri di accoglienza per recuperare la mano d'opera. Direi che per quanto riguarda la rassegna stampa stamattina ci fermiamo qui, quella regionale, e poi ci troviamo con quella nazionale. Benissimo, allora facciamo una breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia, fra pochissimo i quotidiani nazionali. A dopo. Buongiorno Sicilia, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali con il nostro Angelo. Allora, stamattina cominciamo con il Corriere della Sera, eccola qui la prima pagina. E l'apertura è chiaramente dedicata alle elezioni. In 370 milioni alle urne per l'Europarlamento, i primi verdetti in Olanda. Meloni, l'appello è di andare a votare, alleanza con il Movimento 5 Stelle, sfida a Giorgia ai fronti della Schlein, e poi vedete Le Pen è ragionevole, mannaggia, avrà successo. La sintesi di quello che è il mondo politico in questo momento. Poi però le notizie che riguardano le nostre tasche, taglio dei tassi dopo 5 anni, eccola qui la notizia. La BCE riduce il costo del denaro dello 0,25, Lagarde percorso accidentato, però questo già ci fa capire che non è così semplice. A Gaza la strage in una scuola dell'agenzia ONU, una tregua che appare sempre più difficile. E poi vedete la fotonotizia, da Biden a Mattarella, le celebrazioni per lo sbarco, un D-Day per Kiev, difendere la libertà. Attenzione a questa notizia che ha veramente quasi dell'incredibile. Orrore a Roma, la tira nell'auto e poi la violenta. È stato preso quello che è uno stupratore seriale che era già stato condannato, tornato in libertà e adesso di nuovo praticamente ha violentato una giovanissima. A proposito dei tagli ai tassi, cosa significa poi veramente tutto questo? La svolta nella BCE, tagli ai tassi, sarà un percorso lungo, scendono al 4,25%, Lagarde, inflazione dimezzata, mentre Giorgetti dice era ora. Imprese, si allenta la stretta sul credito, prestiti verso il 5%. Per quanto riguarda l'acquisto della casa, prima tregua ai mutui, quale sarà l'impatto sulle rate variabili, BTP e BOT, rendimenti verso un ribasso di 20 centesimi. Insomma, questo è il quadro che viene descritto dal Corriere, mentre la Repubblica, la BCE taglia i tassi dopo 5 anni, ma la via sarà accidentata, quindi non si può neanche gioire perché già ci sono problemi. Cosa significa in realtà poi per chi ha un mutuo? Rate giù fino a 40 euro al mese, lo scrive La Stampa, cala il rendimento dei titoli di Stato, chi ha un finanziamento sulla casa può risparmiare più di 300 euro all'anno, è certamente una cifra importante. Questo per le vicende che riguardano il taglio dei tassi del costo del denaro.
Kiev, la nostra Normandia, le celebrazioni per l'inizio della liberazione dal nazismo, Biden, oggi come allora non arrendiamoci ai dittatori, ovazione per Zelensky, Macron pronto a fornire i Mirage, formare 4.500 soldati ucraini, ma avverte le nostre armi mai contro i civili, Mosca, oscene le parole di Washington. Poi Sullivan sul G7, troveremo l'accordo sui fondi russi e contro il protezionismo cinese. Insomma, questi sono i grandi temi internazionali. Poi vedete la stretta di mano nella fotonotizia tra Zelensky e Biden, sullo sfondo c'è anche Macron e questa è la prima pagina di Repubblica. Andiamo adesso a vedere invece la prima pagina della Stampa. L'apertura è diversa. Sanità, si parla dello scontro tra la Meloni e la Schlein, la Premier, le risorse, aiutiamo i malati, non i privati, la segretaria del PD, IRPEF e Albania, i soldi li prenda da lì. Quindi questa è la ricetta. Anche qui il D-Day di Zelensky tra i veterani USA, Biden, armi al confine ma non su Mosca. E poi la fotonotizia, anche qui ci riporta al tennis. Storica Paolini batte diciamo una delle più quotate, la Andreeva, e va in finale al Roland Garros. Buone notizie dunque, come dicevamo, per il nostro tennis. Poi un anno senza Kate, inghiottita dal buio, la vicenda della bimba sparita a Firenze. È passato un anno e di lei non si hanno più notizie. E anche qui Medio Oriente, strage alla scuola dell'ONU, c'erano dei terroristi, la giustificazione data da Israele. Andiamo avanti con le altre prime pagine. Adesso leggiamo la prima di Avvenire. Il riferimento anche in questo caso chiaramente alle elezioni, le carte dell'Europa, la BCE taglia i tassi, prima boccata d'ossigeno per i mutui, Lagarde percorso accidentato a 80 anni dallo sbarco, una dichiarazione di Normandia per ribadire gli ideali di allora. E poi ancora Hamas adesso frena, sul piano di Biden ci sono altre bombe su Gaza, il conflitto in Medio Oriente che non si arresta. Vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Meloni, le televendite dell'Impar Condicio, questo è il titolo, parla da sola. Dopo lo short Gira7, chiusura Cevespa, ecco, esatto, questo è il titolo. Vedete le due immagini della Meloni, la candidata finta, perché non andrà poi in Europa, così almeno per questo motivo viene definita finta. Su Rai 1 esaurisce gli annunci di fine campagna elettorale, da Mentana mente sugli stipendi, la sanità e il super bonus 100%. Insomma, ce n'è veramente per tutti. Vediamo ora l'Unità, attacco terroristico di Israele ad una scuola dell'ONU e strage. E poi vedete, era un gigante, il riferimento è a Enrico Berlinguer, a 40 anni fa. C'è stato il suo malore, l'ictus, che lo ha stroncato. Libero, la comunista Salis, abusiva e morosa, maestra con la casa degli altri, la candidata di AVS ha occupato un alloggio popolare a Milano nel 2008, da allora non ha mai pagato, accumulando 90.000 euro di debiti. Questo è Libero. Leggiamo il Manifesto nel MUC, il titolo è davvero forte. 3 missili su una scuola dell'ONU, diventata rifugio di 6.000 sfollati, almeno 40 palestinesi uccisi, tra loro donne e bambini. Israele rivendica il raid per colpire 20 o 30 miliziani senza dare prove, e come nella strage di Rafah le armi sono statunitensi, quindi c'è anche questo altro aspetto che viene messo in risalto. Vediamo anche la prima pagina adesso del Giornale, la decisione della BCE in primo piano, giù i tassi, ecco cosa cambia, il taglio di 25 punti scontenta tutti, mini sconti su mutui e rate per la famiglia. Intanto c'è la social card che è più ricca, da settembre 500 euro, le novità a proposito dei requisiti che servono evidentemente per poter avere accesso a questo beneficio. Vediamo come si scrive il Sole 24 Ore a proposito
proposito del taglio BCE, primo taglio dei tassi dal 2019, Lagarde mani libere sulle mosse future, riviste alla rialzo le stime di inflazione, il percorso sarà accidentato, la crescita debole 2024-25, l'inflazione in lenta risalita. Questo insomma sono i temi economici messi in evidenza dal Sole 24 Ore. Adesso altra prima pagina, quella del Riformista, il nemico è lui, fotonotizia, state vedendo Vladimir Putin, votate per chi volete, magari evitate i molti agenti di Putin in Italia, anche se restano poche opzioni. Questo è il titolo scelto stamattina. Ma è lui veramente o un montaggio? E questo non te lo so dire. È una foto impressionante. È una foto chiaramente che il Riformista ha messo là in prima pagina. Chiudiamo questa mattina con il Tempo, il titolo: la violenza shock a Roma, così mi ha manipolata lo stupratore seriale che colpisce l'8 maggio Salvini. Castrazione, torna dunque a parlare e a invocare lo stesso giorno del 2015 un altro abuso, arrestato di nuovo Simone Borgese. Questa è dunque la brutta storia che arriva dalla capitale. Adesso ci fermiamo per quanto riguarda i quotidiani, un'occhiata al Tempo prima di uscire, se andate via di casa, se rimanete continuate a guardarci, tra poco parleremo della manifestazione dei viticoltori dell'Etna domenica a Catania, piccolo e bello, state con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di venerdì sull'Italia. Con l'anticiclone interessare tutte le nostre regioni, bel tempo, qualche improvviso episodio piovoso del pomeriggio solo in montagna sull'arco alpino. Sulla Sicilia quindi una giornata di bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, tempo assolato anche sulle zone di mare perché sarà ben presente l'alta pressione. Tra l'altro arriverà aria mite dal Nord Africa e lo possiamo vedere con le temperature che su molte zone toccheranno i 30 gradi, addirittura sulle aree interne come Caltanissetta andremo al di sopra dei 30 gradi. Nel corso del weekend cambiamenti non ce ne saranno, quindi sabato 8 ampi rastrellamenti, cieli sereni o poco nuvolosi, bel tempo ovunque, con ventilazione per lo più debole o moderata, mari comunque quasi calmi. Ulteriori dettagli anche per la giornata di domenica e per il caldo in arrivo, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo sul nostro sito web. In diretta, piccolo e bello, è uno slogan che è un po' sorprendente perché riguarda una manifestazione che ci sarà domenica a Catania dei viticoltori dell'Etna e per questo diamo il benvenuto a Agata Arancio che è vicepresidente della Fondazione Italiana Sommelier. Perché piccolo e bello? Perché piccolo e bello? Perché ho pensato di dare visibilità a quelle piccole realtà virtuose del mondo vitivinicolo, oleario e del food, per dare risalto proprio al legame nel territorio e quindi molto spesso proprio per la difficoltà di essere riconosciuti e partecipare a molte manifestazioni ho pensato di convogliarle tutte in questo format. Beh, grande interesse, quanti saranno? Allora, siamo partiti da 14, siamo arrivati l'anno scorso a 115, quest'anno abbiamo superato le 120 realtà. Ah, ma è fantastico. Solo di vino, perché poi arriveremo a 150 espositori. Perché c'è olio food, food e vino. Food, anche food, quindi Sì, cibo. sì, assolutamente sì. Ah, fantastico. Tutto ciò, ricordiamo, nell'ex monastero dei Benedettini. De Benedettini, che è un luogo storico e ci tengo a precisare che è l'unica manifestazione a Catania che unisce queste due grandi realtà UNESCO, l'Etna che si avvicina alla città e arriva fino al monastero. Certo. Un luogo di cultura, anche i benedettini hanno rappresentato nel mondo vitivinicolo una loro identità. A partire da domenica alle 15. Sì. Perché il concetto fondamentale per voi è il concetto di estremo? Il concetto di estremo quest'anno è stato voluto fortemente da noi e in particolare per raccontare un po' anche la vinificazione in bianco dei produttori, ma il concetto di estremo è declinato in diverse cose, può essere una identità dell'azienda, quindi io scelgo di essere una piccola produzione, scelgo di vinificarlo in maniera
particolare, mi trovo in un luogo estremo, quindi altitudine, clima. Il clima quindi può essere... l'ambiente. Sì, per capire un po' questa sostenibilità e questo cambiamento anche climatico che sta accadendo. Ma anche le tecniche di vinificazione sono diverse. Lei che è un'esperta ci può spiegare, possono essere estreme. Perché? Estreme perché a volte scelgono i produttori di lavorare in maniera naturale, quindi di non avvalersi di pratiche diciamo conosciute, e ritornano un po' alle antiche pratiche del passato, cioè per esempio le vinificazioni in anfora mi viene in mente, o l'estrema ossidazione, o la scelta di anche fare una viticoltura che mantenga la tradizione. Scelgo l'alberello piuttosto che fare un filare. E poi difficoltà estreme anche. Perché è difficile. Certo, perché essere una piccola realtà diventa difficile se non si ha una visione globale di un territorio attraverso una mappatura concettuale di questi piccoli produttori, che sono più significativi perché rappresentano direttamente il rapporto, quindi sono più etici, sono più propositivi, riprendono la cultura, certo. raccontano. Questo il è molto racconto bello perché è come dire, la conferma della vitalità di un nostro ambiente anche da questo punto di vista, malgrado i cambiamenti climatici che si risentono, no? Certo, assolutamente sì. L'anno scorso è stata un'annata disastrosa, per esempio. Quest'anno va meglio, no? Pare di sì, ma non diciamo nulla. Incrociamo le dita, come assolutamente si dice. sì. Poi una cosa a cui tenevo particolarmente è che questi produttori sono di fascia di età giovani. Sono giovani, tutti, la maggior parte giovani. Questo quindi per bello. me è un motivo di orgoglio, perché riprendono e abbandonano studi fatti magari all'estero, sono diplomati, laureati e scelgono di fare una vita diversa. Però forse perché siamo troppo abituati, ne abbiamo forse il bisogno di raccontare la nostra vita con tempi, modi diversi. Non c'è dubbio. E alcuni di loro naturalmente ritornano. Ritornano assolutamente, alcuni sono anche stranieri che arrivano Che sulla bello. nostra terra. Beh, questi sono grossi successi, complimenti. Però avete anche ospiti di richiamo, naturalmente. Noi abbiamo, sì, Aldo Baglio e la moglie che arriveranno Aldo e saranno Baglio, la nostra... moglie Silvana Silvana, sì, assolutamente. E Vanna Buccheri soprattutto, vero? Sì, anche loro hanno fatto una scelta, soprattutto Silvana, di riprendere la sua storia personale e produrre anche dell'olio. Evo. Abbiamo anche una sezione dedicata all'olio che è a cura della Federazione Italiana degli Olivicoltori Indipendenti. Avremo rappresentanti di Slow Food, abbiamo la nostra associazione, quindi Fondazione Italiana Sommelier, chi ne ha più ne metta, nel senso che è un calderone che unisce e cerca di rappresentare in maniera molto univoca tutto quello che c'è di bello nel nostro mondo. Ma davvero complimenti. Adesso, senza voler attristare chi ci ascolta, però è giusto anche ricordare che voi vi volete in qualche modo io faccio parte, onorare la memoria di Marisa Leo. Io infatti faccio parte dell'Associazione delle Donne del Vino e, conoscendo il lavoro incessante che ha fatto la fondazione dedicata a Marisa Leo, che purtroppo non c'è più tra noi, abbiamo pensato di devolvere una parte dei ricavati all'associazione per sostenere, io li chiamo soli e lune generate da queste donne che purtroppo non ci sono più. Bellissimo, molto bello. Beh, in chiusura le volevo chiedere questo, Agata, avete qualcosa da richiedere magari dalle istituzioni, dai comuni, che cos'è che di essere sostenuti da un punto di vista proprio di programmazione, perché sarebbe molto, molto bello avere anche le istituzioni. Ciò nonostante dico che la virtuosità di questo evento è il fatto che ci siamo autosostenuti, quindi il nostro evento è completamente autofinanziato, i produttori mettono una piccola parte e io ci tengo anche a sottolineare che a chiusura dell'evento io metto anche a disposizione di conoscere tutto ciò che è stato speso per un bilancio consuntivo. Sì, assolutamente sì, perché credo che faccia parte di questo percorso virtuoso. Molto bello, ma quando sarà la chiusura? Noi la giornata è il 9 giugno.
giugno, Sì. a partire dalle 15 fino alle 22, all'ex monastero dei Benedettini. Ovviamente l'aspetto, è Grazie. invitato, Grazie. siete invitati, Grazie. mi farebbe un enorme piacere, e lì in una forma festosa ci sarà questo evento che è dedicato anche all'editoria, alla piccola editoria virtuosa. pure. Daremo un premio a una piccola casa editrice che si chiama Algra, l'abbiamo fatto in collaborazione. chiama? Algra. Agra. E si occupa di tutto? È una piccola editoria, sì, catanese, e l'abbiamo fatto in collaborazione con Naxos Legge. Una domanda personale la posso fare. La sua passione per il vino com'è nata? La mia passione con il vino è nata attraverso mio padre, perché lavorava nel mondo del vino. Io ho nel mio DNA un suono che è legato al vino che entrava nelle cisterne, e quindi da questo racconto sonoro la mia vita ha avuto un percorso forse segnato, che non riconoscevo nel passato, ma è diventato talmente importante che la mia vita in senso proprio passione. Io Che non bello. non so Più perché. il suono che non magari gli odori. Di solito uno sente la cantina. Il suono di questo vino, sì. E ora gli odori, sto facendo un corso di odori multidisciplinare con tantissime cose. Io vivo con passione quello che Sì, faccio. ma si percepisce, e questo ci fa enorme piacere, perché naturalmente è una passione diffusa. Molti mi dicono: ma perché fai piccolo e bello? Forse perché ne sento il bisogno, più che... Ed è la passione che certamente vi anima e vi porta a risultati di successo. Che vuol dire il corso degli odori? Scusi la Sì, sto curiosità. facendo il corso degli odori, nel senso che facciamo degli assaggi di vino mettendo dei riconoscimenti olfattivi. Per esempio l'altro giorno ho scoperto il baobab. Il baobab, che ha un odore... tra l'erba tagliata, fieno, e questa sensazione citrica che ricorda limone. il limone. Sì, Ma in è bocca. fantastico, perché bisogna avere sviluppati tutti i sensi in Sì, particolare. assolutamente sì, e se non si è una dote bisogna allenarsi. Per esempio mi ricordo una visione, sì, il professore Luigi Moio, riconosciuto, ha fatto anche dei libri, ogni volta che visita un luogo va nei mercati proprio per percepire tutti gli odori, sì, perché in camera è come se noi facessimo una libreria fatta di tutte queste sensazioni che si accumulano, e ogni volta che noi le riviviamo a livello olfattivo si ripropongono nella nostra mente in maniera immediata. Quante cose che impariamo, che bello! Complimenti davvero. Agata Arancio, vicepresidente della Fondazione Italiana Sommelier. Appuntamento domenica dalle 15 fino alle 22 a Catania, all'ex monastero dei Benedettini, come vedete qua, piccolo e bello. E quel fumo che esce dall'Etna è il colore del vino. Sì, è il cuore, ovviamente. Complimenti davvero. Io la ringrazio e vi aspetto. Grazie, grazie mille. Adesso facciamo una breve pausa, poi ci occuperemo di altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Parliamo di guerra e diritto a Buongiorno Sicilia, lo facciamo con due ospiti che sono in collegamento con noi, l'avvocato Francesco Favi, che fa parte del Consiglio Nazionale Forense, sulla sinistra del vostro schermo, e poi l'avvocato Francesco Greco, che è presidente del Consiglio Nazionale Forense della Fondazione dell'Avvocatura Italiana. Buongiorno a entrambi, benvenuti. Parlano di guerra e diritto. La domanda è apparentemente, come dire, in una contraddizione in sé, cioè si può affermare, ecco, vedete il poster, il diritto in una situazione contraddistinta dalle guerre che purtroppo ci sono in Europa, come quella in Ucraina e in Medio Oriente, e che noi seguiamo di fatto tutti i giorni. Ecco, oggi e domani se ne parla a Siracusa, presso la Camera di Commercio, proprio in un evento che è intitolato Guerra e diritto. A cosa puntate con questo convegno? Avvocato Fabi e Avvocato Greco, prego. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a lei, grazie per questo collegamento che ci consente di illustrare
le ragioni di questa nostra iniziativa, che nascono dalla considerazione che abbiamo fatto qualche tempo fa, che ahimè, noi forse ci stiamo un po' abituando a ricevere le notizie della guerra dai telegiornali che ogni giorno ci trasmettono tutte le informazioni, ci danno tutte le notizie sugli avanzamenti di un esercito piuttosto che di un altro, ma di fatto ormai ci siamo quasi abituati ad ascoltare le notizie senza vivere più quella tensione emotiva che invece deve essere assolutamente presente in tutti noi, perché il dramma che si sta vivendo in questo momento a poche migliaia di chilometri dal nostro paese, ma vorrei dire anche in Medio Oriente adesso recentemente, è qualcosa che necessita di una presa di coscienza e di posizione di tutti i paesi del mondo. Non è immaginabile che si combattano le guerre e ciò accada come se diciamo, gli europei, noi italiani, fortunatamente le potessimo valutare e seguire soltanto tramite i telegiornali, soltanto tramite internet, soltanto tramite i giornali. Ecco, la considerazione nostra della necessità di sollecitare l'attenzione, la coscienza, le emozioni di tutti noi ci ha portato a organizzare questo incontro, anche perché noi abbiamo nei mesi scorsi fatto come Consiglio Nazionale Forense, fatto dei collegamenti con gli avvocati ucraini, con gli avvocati palestinesi. Questo l'abbiamo fatto proprio la scorsa 2 settimane fa, un collegamento ovviamente via web con gli avvocati palestinesi, e abbiamo raccontato da loro le grandissime difficoltà che si incontrano, le esperienze dei nostri colleghi che hanno dismesso la toga e hanno indossato l'elmetto, metaforicamente, e questo ci ha portato a dire: non possiamo non parlarne, non possiamo non sollecitare la coscienza degli italiani al fine di stimolare il nostro paese, e ci auguriamo la comunità internazionale, alla necessità di trovare una soluzione diplomatica a queste due cose, questi grandi problemi che stiamo vivendo. Anche perché, avvocato, mi scusi se la interrompo, anche perché di tanto in tanto apprendiamo provvedimenti presi da corti internazionali come quelle dell'Aia, per esempio nei confronti di Putin, per il rapimento di migliaia di bambini ucraini e trasferiti con la forza in Russia, oppure ancora di condanne nei confronti di Israele per una serie di operazioni militari che poi in realtà hanno colpito, secondo l'accusa, civili. E questo insomma anche che viene fuori, oltre la tragedia in sé della guerra. Eh sì, il senso è quello. Gli avvocati in guerra, cioè in territori di guerra, hanno anche il ruolo di raccogliere, o si possono dare il ruolo di raccogliere elementi che poi un giorno possono essere sfruttati dalle corti internazionali. L'altro ruolo che possono svolgere è quello viceversa di garantire per esempio corridoi umanitari, cioè realizzare condizioni per cui ci siano i cosiddetti corridoi verdi. Il terzo è quello al contrario di garantire tutti coloro che rispetto alla guerra hanno una posizione o di obiezione oggettiva o di dissenso. Questo per esempio è il ruolo che molti colleghi in Russia stanno con una difficoltà straordinaria svolgendo, al costo spessissimo proprio della vita, e non in senso metaforico, perché poi il risultato finale oggi per alcuni colleghi che hanno deciso di abbracciare la causa anche del pacifismo o del dissenso rispetto al regime di Putin hanno pagato un prezzo altissimo e continuano a pagarlo. Ecco, tra l'altro voi vi occuperete in questi 2 giorni in programma a Siracusa, oggi e domani, intitolata Guerra e diritto, appunto di
una vicenda poco nota, anzi assolutamente ignota in Italia, che riguarda la Turchia, dove ci sono stati 2 scioperi della fame, uno che si è concluso nella maniera più tragica possibile con la morte della protagonista, che si chiamava Ebru Timtik, e di un altro detenuto che è ancora in corso. Ce ne volete parlare? È una storia appunto che noi non conosciamo e che invece, dalle informazioni che ci avete fornito, è estremamente toccante. Si vede, questo è un'altra nota molto dolente, perché in Europa uno Stato come la Turchia, quindi che dialoga con l'Unione Europea, che ha rapporti con l'Occidente, in realtà comprime enormemente le libertà, e in questi paesi già da tempo ci sono gli avvocati che cercano di contrastare un regime che comprime le libertà, e lo fanno anche fino al punto da mettere a repentaglio la vita. La nostra collega che ha iniziato uno sciopero della fame perché era stata arrestata, non ha interrotto lo sciopero della fame e ha scelto di continuarlo fino al punto da morire in carcere. Noi abbiamo sostenuto le iniziative di questi nostri colleghi, abbiamo mandato avvocati con il ruolo di osservatori per partecipare ai processi che si stanno svolgendo in Turchia, in Iran e in altri stati, dove in questo momento gli avvocati, soltanto perché difendono i propri assistiti, vengono arrestati, vengono tradotti in carcere, vengono mantenuti in condizioni assurde. Addirittura qualche settimana fa ci sono stati degli arresti che sono stati fatti nei confronti degli avvocati che si erano rifugiati presso l'ordine degli avvocati. Lì la polizia in Iran ha fatto irruzione, ha arrestato alcuni avvocati che avevano sfilato accanto ai manifestanti per la libertà, ha arrestato questi avvocati, e di questi nostri colleghi non ci sono notizie. Noi come Consiglio nazionale abbiamo scritto una lettera all'ambasciatore iraniano in Italia chiedendo di darci informazioni su questi nostri colleghi, chiedendo di indicarci quali sono i capi di accusa, chiedendo di indicarci quando si svolgerà il processo, chiedendo di indicarci quali sono i difensori che sono stati assegnati a questi nostri colleghi, soltanto perché, ripeto, erano a fianco di chi manifestava per la libertà. Cioè, questa è una tragedia, perché come dire, la generosità dell'impegno dei vostri colleghi poi si infrange naturalmente con il dramma della guerra e le condizioni anche, diciamo, non liberali di certi paesi, per cui si finisce poi per rimanere vittime. Ma più in generale, avvocati, quando com'è possibile cercare di intervenire per affermare il diritto in situazioni come quelle della guerra in Ucraina, come quelle della guerra in Medio Oriente? C'è una difficoltà in sé, uno già immagina deve essere terribile persino arrivare in quei territori, ammesso che uno ci possa arrivare. Come ci si muove? Ecco, come riuscite a intervenire? Ma guardi, in realtà intanto partiamo da un presupposto. Purtroppo credo che il collegamento si sia, come diciamo... Prego, potete continuare. Okay. Sì, allora, sì. Il diritto incrocia la guerra sotto 2 profili. Ahimè, vi è il profilo, quello legalizzato paradossalmente, cioè che riconosce in termini internazionali la guerra anche come meccanismo di risoluzione dei conflitti. E il secondo invece è quello del diritto in zona di guerra, quindi il riconoscimento di diritti inviolabili delle persone. In queste occasioni l'unica cosa che almeno a mio avviso può avvenire è quella di un controllo di natura internazionale che avviene attraverso il supporto, il vigile supporto a tutti coloro che in zone di guerra si
si spendono per il rispetto dei diritti. Prima parlavamo dei sacrifici dei colleghi, sempre nel rispetto al regime ad oggi attuale in Russia, vi è la storia di un collega che verrà raccontata poi anche nella giornata di sabato, collega che non solo a seguito del proprio impegno è poi morto durante la carcerazione, ma rispetto alla quale il regime di Putin ha chiesto in sostituzione alla moglie di riconoscersi colpevole in nome e per conto del marito. Questo dà la dimensione di quale può essere il ruolo solo ed esclusivamente quello di vigilanza e controllo e quindi conseguenzialmente di denuncia. Cioè, davvero meritevole il vostro lavoro, noi non possiamo che complimentarci con voi, ricordando l'appuntamento di oggi e domani a Siracusa alla Camera di Commercio per questo evento appunto intitolato Guerra e diritto, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Siracusa e l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia. Grazie all'Avvocato Francesco Favi e all'Avvocato Francesco Greco che sono stati con noi. Buon lavoro quindi lì a Siracusa, noi adesso facciamo una breve pausa e poi fra poco ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, c'è una notizia dell'ultima ora, c'è una svolta nelle indagini per il tentato omicidio di un collaboratore di giustizia, si chiama Roberto Di Martino ed è rimasto gravemente ferito il 25 aprile con colpi di arma da fuoco a Vittoria. Ebbene, la notizia è che 3 persone sono state arrestate su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, sono accusate appunto di tentato omicidio aggravato e associazione mafiosa. 3 arresti dunque, notizia dell'ultima ora. Diamo il benvenuto al nostro ospite, il professor Agatino Cariola, che insegna diritto costituzionale all'Università di Catania. Ci aiuterà un po' a districarci nelle modalità di voto, non parleremo naturalmente di politica, ma le modalità di voto di domani e domenica, perché ricorderete che non si vota soltanto per le europee, ma nella nostra regione si vota anche per alcuni comuni, 37 per la precisione, quasi 500.000 gli elettori chiamati al voto, un solo capoluogo di provincia che è Caltanissetta, poi casomai con il professore vedremo gli altri particolari. Intanto guardiamoci bene, questa è diciamo così, la sintesi essenziale, abbastanza chiara direi, per il voto alle europee e di questo vogliamo parlare con il professor Cariola. Anzitutto, professore, come si vota? Si deve esprimere per forza un nome oppure si può votare una lista, un partito, una coalizione? Come si vota? Innanzitutto buongiorno. Si vota in maniera semplice. Non ci sono qui coalizioni, ma c'è semplicemente la presentazione di una lista con accanto dei candidati. Allora, cerco di essere particolarmente semplice. I partiti si sono presentati alla competizione elettorale, i partiti hanno presentato una lista di candidati, l'elettore vota per la lista, cioè per il partito nel quale si riconosce, e può esprimere una o più preferenze. Su questo devo però ritornare. Può esprimere nella nostra circoscrizione fino a 3 preferenze, però ecco, in questa ipotesi deve assicurare il rispetto della parità di genere. Che vuol dire cioè parità di genere? Parità di genere o pari opportunità significa che deve essere garantita la rappresentanza del genere sottorappresentato, che tradizionalmente è il genere femminile, per cui non può dare 3 voti a candidati dello stesso genere, ma deve votare o 2 donne o un uomo o 2 uomini e una donna. Ecco, perché questo l'abbiamo visto poco fa nel filmato, è molto importante perché si rischia l'annullamento del voto. No, si rischia l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Ah, ecco. Allora, i voti sono, diciamo, 2.
il voto al partito, cioè dire alla lista. E io posso votare anche solo quello, giusto? E io posso votare solamente per la lista, per il partito nel quale mi riconosco. Se invece voglio mettere qualche nome? Se invece voglio mettere le preferenze, devo in maniera alternata indicare uomini e donne. Nella nostra circoscrizione noi dovremmo esprimere 8 deputati, nella nostra circoscrizione è possibile, la nostra circoscrizione è Sicilia-Sardegna, nella nostra circoscrizione è possibile esprimere fino a 3 preferenze. Okay. Dobbiamo stare attenti a votare, se esprimiamo 3 preferenze, uomini e donne, in maniera alternata. Perfetto. Non è possibile il voto disgiunto? Cioè Assolutamente, che uno assolutamente no, il voto disgiunto crea sempre tanti problemi. Diciamo che potrebbe comportare l'annullamento del voto, perché se io votassi per un partito e poi indicassi in altra parte della scheda candidati presentati in altri partiti, rischierei di far individuare il voto e conseguentemente il voto potrebbe essere annullato. Visto che io faccio il giurista e mi occupo di queste cose, per gli esperti che ci seguono dico che non sempre avviene, normalmente si tenta di salvare almeno il voto di lista. Uno pensa che ha votato la lista. Il voto di lista è prioritario, ecco. rispetto al voto sulle candidature, ma questo comporterebbe appunto di fare poi il ricorso elettorale e così via. Tutto questo perché siamo sul proporzionale puro, giusto? Siamo su un proporzionale puro con la sola soglia di sbarramento del 4%, cioè che va calcolato a livello nazionale, con l'eccezione sempre dei partiti che esprimono minoranze linguistiche, quindi diciamo Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Allora, l'Italia esprime 76 deputati al Parlamento europeo. A questa ripartizione partecipano solo le liste, cioè dire i partiti che abbiano almeno il 4% a livello nazionale. Ecco perché alcune formazioni politiche sono, come dire, a rischio di raggiungimento di questa soglia o di raggiungimento del forum. Visto che faccio il professore, questa soglia di sbarramento è stata alcune volte portata dinanzi alla Corte Costituzionale, ma in 2 occasioni la Corte Costituzionale ha detto che va bene, che c'è un'esigenza di concentrazione del voto e che quindi il 4% è una per soglia evitare tutto sommato, che poi ci sia la completa una dispersione particolarmente intensa. E quindi, a livello scusi, europeo non prego. si può parlare di governabilità, perché il Parlamento europeo non esprime un governo, il governo è formato dai rappresentanti degli Stati. Ecco il motivo per cui già negli anni 2000 il problema fu posto, mentre la soglia di sbarramento funziona a livello nazionale perché occorre assicurare la governabilità, a livello europeo allora si è detto occorrerebbe il proporzionale puro. La Corte Costituzionale questo non lo ha accettato perché, ed è una cosa su cui il prossimo Parlamento potrebbe decidere, i paesi europei che vanno al voto domani e dopodomani, ognuno ci va con la propria legge elettorale. Quindi gli inglesi, ormai non ci sono più, gli irlandesi ci vanno con la loro legge elettorale, i francesi ci vanno, gli olandesi stanno votando. E allora da anni, ed è previsto anche nel Trattato europeo, si parla di un'unica legge elettorale a livello europeo, ma questa è lungi da divenire, sì. E allora per questo nessuno vuole compromettere la decisione che sarà adottata in Parlamento europeo. Professore, però pensate che sarebbe utile, come sarebbe interessante se a livello del Parlamento europeo si facesse un'unica legge elettorale, perché questo poi avrebbe delle ricadute sui nostri sistemi elettorali, sul sistema elettorale di Camera e deputati o regioni, si adeguerebbero. C'è un forte effetto di adeguamento, di conformità. Ecco, va bene, ma venendo come dire, c'è una preoccupazione che noi esorcizziamo, naturalmente noi siamo neutrali, quello del rischio dell'astensione, è vero questo qua. Ci sono quorum per cui l'elezione non vale se non si raggiunge una certa quota di partecipazione? È una stupidaggine quella che dico. No, direttore, non ci sono quorum.
E mi permetta di dire che questo è un problema serissimo e su questo non si è neutrali assolutamente, perché se non si va a votare, tutto l'impianto della nostra struttura, sia a livello europeo che a livello locale, viene compromesso. La democrazia vive necessariamente di partecipazione popolare. Allora, il partito del non voto, che probabilmente sarà il partito più grande domani e dopodomani, è un partito del voto, è un fenomeno che assolutamente deve preoccupare. Ci deve preoccupare, ci preoccupa tutti noi come giornalisti, preoccupa voi come soggetti della informazione, deve preoccupare i partiti politici. Devo dire, e qui appunto non sono neutrale, che i partiti politici hanno fatto di tutto e fanno di tutto perché la gente non vada a votare. Le elezioni In europee, che senso, professore? perché le elezioni europee sono intese come una sorta di grande sondaggio elettorale per vedere a livello statale, a livello interno, se è più forte una formazione politica piuttosto che un'altra. Non a caso si è parlato e si parla poco d'Europa, dei grandi temi dell'Europa, trasformazione climatica e intelligenza artificiale. Io nella campagna elettorale questi temi non li ho sentiti. Assolutamente. Ho sentito invece profili relativi a dinamiche di Carattere interno, di politica diciamo, interna o addirittura a polemiche, abbastanza minute. Sì. E allora mi rendo conto che il cittadino alcune volte è tentato da fuggire le urne. L'ultima cosa, professore, che le chiedo è questo qua, ne approfittiamo della sua sapienza per capire, ma poi... Ho studiato per venire qua. Ma poi, professore, dopo che abbiamo il Parlamento, ma poi chi governa l'Europa, la Commissione e il Consiglio d'Europa, non c'entra tanto col Parlamento o ci sbagliamo? Direttore, mi aspettavo che questa domanda lei me la facesse all'inizio, perché il sistema, quella che si chiama la governance, il sistema di decisione a livello europeo è uno dei più complicati, ma è anche uno dei più affascinanti, perché noi abbiamo il Parlamento europeo che è eletto direttamente dai cittadini dei paesi europei. E questo qua. Abbiamo il Consiglio dei Ministri, dove ogni governo nazionale manda un proprio rappresentante, e abbiamo poi la Commissione formata da soggetti nominati dai vari governi, però in accordo tra di loro. La von der Leyen è la Presidente della Commissione europea, il commissario italiano è Gentiloni. Direi che le decisioni a livello europeo vengono prese su una linea che passa attraverso tutti questi soggetti, attraverso una procedura che vede coprotagonisti il Consiglio dei Ministri, quindi i rappresentanti dei governi nazionali, la Commissione e il Parlamento europeo. Vedete, chi è diventato vecchio come me studiando queste cose, 30 anni fa il Parlamento europeo non aveva poteri effettivi, grossi, si parlava di deficit democratico dell'Unione. Oggi non è più così. Sulle tematiche di cui abbiamo parlato, trasformazione climatica, intelligenza artificiale, grandi temi, c'è stata qualche mese fa una risoluzione del Parlamento europeo sull'aborto in relazione a Malta, ad esempio. E anche su questioni di carattere etico, il Parlamento europeo prende posizione sui problemi dell'agricoltura, sui problemi dell'industria, sui problemi dell'ambiente o delle opere culturali. Il Parlamento europeo prende decisioni. Un Parlamento europeo autorevole è assolutamente un soggetto coprotagonista insieme alla Commissione e insieme al Consiglio dei Ministri. Poi c'è anche un rapporto di carattere interno, si dice c'è un rapporto di fiducia tra la Commissione e il Parlamento europeo. Vi ricordate quando anni fa il Parlamento europeo non ratificò la scelta di Buttiglione come commissario europeo? Oggi si parla di chi deve essere il nuovo Presidente della Commissione, se va riconfermata la von der Leyen oppure Mario Draghi. E questa è una scelta che faranno i governi, ma che dovrà ricevere l'avallo del Parlamento europeo. Quindi il Parlamento europeo
decide È assolutamente. importante, quindi questo è il motivo per cui bisogna andare a votare. Grazie professore Grazie a voi Cariola. e ancora buongiorno ai telespettatori. Grazie davvero, molto importante le nozioni che ci ha dato perché ci spinga ad andare a votare tra domani e domenica. Ho Adesso superato l'esame, direttore. L'ho superato io, professore, questo è quello che... Quanto mi dà? Perché in questa ipotesi c'è un'inversione, per cui inevitabilmente siamo noi ad essere sottoposti all'esame, soprattutto del pubblico. Lei la sa lunga, professore. Vabbè, noi ci vediamo all'almanacco adesso. Grazie ancora, professore. Grazie. Il 7 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Commissione del Codex Alimentarius dal 1963 ha definito norme alimentari per proteggere la salute dei consumatori e garantire pratiche eque nel commercio alimentare internazionale. Lo sapevate che il suono si può propagare solo in un mezzo materiale e non nel vuoto? Immaginiamo una molla, nella quale spostiamo rapidamente un'estremità. Vedremo che ci saranno parti in cui la molla avrà gli anelli più stretti ed altre in cui invece saranno più larghi. Proprio grazie a queste rarefazioni e compressioni nell'aria, l'onda longitudinale sonora arriverà al nostro orecchio e verrà rilevata dal nostro timpano. A proposito di onde, andiamo a vedere le onde delle stelle con il nostro Marco Amato che adesso ha una tazzina, come si dice questa qua? A palline. A pois, bellissima. Non sono onde, sono pois. Come anche la camicia. Buongiorno Michele, buongiorno Anto, buongiorno Sicilia. Eccoci qua, buongiorno a te. Allora, come da ogni venerdì, come da tradizione, vediamo un po' come sarà questo weekend per i 12 segni zodiacali. Ebbene, è un weekend che si apre coi sogni, proprio perché la Luna nel suo novilunio ci ha stupito tutti con la sua presenza nel segno dei Gemelli e l'ammasso planetario che questo segno per adesso comporta. Ma spostandosi in Cancro accenderà i sogni dei segni d'acqua, in particolare proprio del Cancro, che è il segno della Luna, quindi è la configurazione della Luna più potente dello zodiaco. Ma c'è un altro evento interessantissimo, ovvero domenica Marte passa in Toro. Che significa tutto questo per i segni zodiacali? Andiamolo un po' a scoprire. Ariete e segni di fuoco. Cosa succede proprio a voi? Il primo di voi, l'Ariete, è proprio il proprietario del pianeta Marte e lo perde proprio perché si sposta in un'altra area zodiacale, quindi un Ariete che perde un po' di potenza e di iperattivismo, ma che guadagna assolutamente in calma e soprattutto si può vivere una più ragionata e placida passione. Il Leone invece perde proprio l'appoggio di Marte, per cui un Leone un po' più stanco, un Leone che deve un po' sottostare sia alle esigenze familiari e affettive altrui, la Luna in Cancro, quindi in 12ª, ma soprattutto domenica può correre il rischio di sentirsi un po' più stanco, un po' più interessato al riposo che non proprio a gestire, come suo solito fare, le redini un po' di tutto. Per il Sagittario anch'esso perde l'appoggio di Marte, quindi la Luna gli suggerirà di sistemare un po' le questioni domestiche, casalinghe, affettive, familiari, ma un po' di riposo dopo una buona conquista che avete fatto, che avete concluso, anche se era complicato, sicuramente sarà il giusto premio per una settimana che è stata molto ma molto movimentata. Cosa fanno in Terra? Per il Terra una sferzata d'energia, proprio perché tra i sogni della Luna in Cancro, al loro compatibile, e la presenza di Marte, soprattutto il Toro guadagna in azione, in passione, forse anche un po' in iperattivismo, mentre invece per la Vergine, che sta vivendo un momento densissimo a livello lavorativo, quel Marte è proprio la ricarica energetica che aspettavate, quindi godetene e assolutamente operate con una maggiore serenità, anche perché con la Luna in Cancro gli affetti e gli effetti degli affetti
effetti sono assolutamente più visibili e palpabili. Quindi, cari Vergine, dedicatevi con più energia a quello che di più dolce lo zodiaco prevede per voi. Capricorno, la stessa cosa un po' anche per il vostro segno zodiacale, che di riposare non ne vuole proprio sapere. Dopo qualche settimana di abbandono degli astri, proprio in questo weekend ritrovate l'energia, la vigoria e la passionalità, ma preferirete essere discreti, più palesi e meno manifesti, quindi un po' più ritirati, ma in intimità è assolutamente un ottimo weekend. Andiamo agli Aria, i Gemelli, la Bilancia e gli Acquari, i fantasisti dello zodiaco. I Gemelli godono di un ammasso planetario positivissimo tra Sole, Venere, Giove soprattutto, e il novilunio che si è appena compiuto porta ai Gemelli tantissime novità, sia per i singoli che per quelli in coppia, sia per la fortuna pratica che per quella affettiva che riparte. La Luna, peraltro, in seconda casa vi può fare pensare a un progetto interessantissimo, mentre invece Marte tenderebbe un po' a dividersi, quindi più amore ma forse meno passione. Bilancia, la buona notizia è che finisce l'opposizione di Marte, quindi una Bilancia molto più rilassata, più romantica, più serena, e torna a essere il segno dello charme, dell'eleganza nello zodiaco, una Bilancia che fa pace col passato affettivo e che questo weekend dovrà vedere forse qualche ex o concludere qualche trattativa più o meno affettiva che comporta qualche chiarimento. Acquario, i fantasisti dello zodiaco, sicuramente Marte ci farà questo weekend stressare un po', ma l'ammasso planetario in Gemelli gioca tutto dalla vostra parte, quindi ben poco potrà. Godetevi i sogni di una Luna in Cancro che, seppure distante in gradi, vi porta a intuire qualcosa di importante a livello affettivo. Gli Acqua, il mondo dei sentimenti, come reagisce a tutto questo con una potentissima Luna in Cancro? Cancro primo tra tutti questo fine settimana, per cui godetevi i sentimenti, calmatevi un po', che a volte siete un po' troppo morali, ma soprattutto create un nuovo sogno e seguitelo. Scorpione, assolutamente interessato a tutta una serie di nuove cangianze, sempre sornione e divertente, ma questo weekend con una sicurezza in più, quella affettiva, e quindi anche di una resa e di una consegna al suo romantico assedio. Pesci invece, voglia di fuga, di lontano e di riposo. È un weekend assolutamente dedicato a tutto ciò che i sogni e gli affetti possono nutrire, ma un pesce un po' stanco di mediare sempre tra tutta una serie di passaggi e comunicazioni affettive e familiari che a volte lo appesantiscono un po'. Quindi questo weekend chiamo un pesce sia clemente. E detto questo, vi auguro uno splendido fine settimana. Buongiorno Sicilia. A te, tanti auguri per fine settimana, ci rivediamo lunedì. Noi invece diamo ancora un'occhiata ai giornali. Velocemente, perché parliamo di intelligenza artificiale, da Nvidia e Microsoft. L'America indaga sull'oligopolio dell'intelligenza artificiale. Il Dipartimento di Giustizia e l'Antitrust non potranno dominare il mercato, si concentrano in poche mani e in poche aziende, diciamo, determinate risorse. E poi c'è una denuncia in Europa contro Meta perché allena algoritmi con i nostri dati personali. Hai capito? Mamma mia, meglio che ci occupiamo del weekend un po' tutti, collettivamente. Guardiamo, buon weekend! È arrivato il venerdì. Siamo pronti per vivere questo fine settimana e per proporvi le migliori cose da fare in questi giorni. Vi raccomando, prendete nota per non farvi sfuggire nulla. Domenica 9 giugno dalle 15 il centro storico di Catania si trasformerà in un paradiso per gli amanti del vino, grazie alla 6ª edizione di Piccolo e Bello. L'evento, ospitato nell'affascinante ex monastero dei Benedettini, porterà nel cuore della città i vignaioli dell'Etna, pronti a condividere le loro storie, la loro passione e, naturalmente, i loro vini. Ospiti d'eccezione gli attori Aldo Baio e Silvana Fallisi. È l'unica abbazia ancora attiva in Sicilia, conserva 1500 anni di storia tutti da raccontare e custodisce bellezze e tesori assolutamente da conoscere. Parliamo dell'abbazia benedettina di San Martino delle Scale,
che in occasione della seconda domenica del mese, il 9 giugno, apre le porte dando la possibilità a tutti coloro che vogliono visitarla di scoprire la sua meravigliosa storia, conoscere i suoi spazi e gustare le prelibatezze preparate dai monaci. È il violoncellista catalano Ramon Bassal, solista della Camerata Strumentale Siciliana diretta dal maestro Fabrizio Ruggero, a inaugurare nel ritrovato chiostro Santa Maria di Gesù a Catania la stagione estiva della Camerata Polifonica Siciliana. Magic Cello è il concerto di venerdì 7 giugno alle 20:30 della Camerata Strumentale Siciliana dedicato al magico suono del violoncello con Ramon Bassal, apprezzato da platee internazionali e nei più prestigiosi festival e sale da concerto in giro per il mondo. Un varietà in cui tra macchiette, scenette e canzoni Napoli e Palermo regalano il meglio di se stesse. Al Teatro al Convento di Palermo in scena il nuovo spettacolo Il Regno delle Due Sicilie da Palermo a Napoli con la regia di Giambattista Scidà, sabato 8 giugno alle 21. Oggi aperture straordinarie serali e a ingresso libero in 16 tesori siciliani, tra chiese, santuari e importanti luoghi di culto, con un programma speciale di eventi e visite guidate. Anche in Sicilia c'è la lunga notte delle chiese. L'idea nasce nel 2016 dal progetto già attuato e di successo che si svolge in Austria e in Alto Adige già da parecchi anni, coinvolgendo centinaia di chiese contemporaneamente. Per un giorno le chiese aderenti organizzano diverse iniziative e programmi culturali. Musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. E anche per oggi vi abbiamo detto tutto, ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri imperdibili appuntamenti. Buona giornata e buon weekend! Il 7 giugno del 2002 Tiziano Ferro ha pubblicato Rosso Relativo, quarto estratto dall'omonimo album. Con questa canzone ha partecipato al Festival Bar del 2002 vincendo il premio Rivelazione Italiana. Ha ammesso che il vero tema del brano è il rapporto conflittuale che aveva con il cibo. Nel 2000 infatti, prima di diventare famoso, Tiziano Ferro aveva perso 40 kg in un anno e mezzo, insomma aveva problemi di alimentazione lì. Questo brano ha un significato davvero particolarmente importante e comunque poi da lì ha spiccato una carriera brillantissima. Vi lasciamo con Rosso Relativo di Tiziano Ferro, augurandovi buon weekend e anche buon compleanno a Pippo.